Siamo un paese di mille campanili, di indipendentisti, di separatisti. Mi ha molto colpito leggere ieri su Repubblica, sull'onda di quello che è successo in Catalogna, dove 2 milioni di persone sono andate a votare in un referendum che era un referendum così simbolico. Quello che è il sondaggio pubblicato da Ilvo Diamanti, secondo il quale un italiano su tre è separatista, vorrebbe l'indipendenza della propria regione. In alcune regioni questa percentuale sale davvero notevolmente. Pensate, in Veneto 53 veneti su 100 sentiti in questo sondaggio di Ilvo Diamanti vorrebbero l'indipendenza del Veneto. Davvero questa Italia non c'è più? Intanto lo voglio chiedere a Michele Favero, che saluto, è portavoce primo consigliere di Indipendenza Veneta. Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a lei e radioascoltatori. Questa Italia non c'è più? Ma innanzitutto io direi che c'è una definizione sbagliata, perché non è che siamo un popolo disunito, siamo proprio diversi come popoli. Il nostro è un popolo, il popolo veneto, che è un popolo da 1100 anni, che ha avuto 1100 anni di storia, e vorrei ricordare che siamo stati aggregati all'Italia 5 anni dopo che si chiamava Regno d'Italia. Allora non è corretto dire che siamo disuniti. Noi siamo sempre rimasti un popolo e siamo stati aggregati con un plebiscito truffa. Lei l'ha visto il film di Ermanno Olmi? No, non l'ho ancora visto, ma comunque ci sarebbe molto da dire. Intanto grande rispetto per i morti, ovviamente per tutti. Tra l'altro, guardi, le dico sinceramente che io ho più amici magari oltre il Veneto che non in Veneto, ma non è l'indipendenza del Veneto, non è contro l'Italia. Servirà proprio per gratificare, per rigenerare anche l'Italia, perché questo Stato è uno Stato che è tecnicamente fallito. Chi dice il contrario dice delle bugie. Noi non siamo contro l'Italia, siamo per salvare la dignità dei veneti e perché lo Stato italiano esca dal Veneto. Favero, che lo Stato italiano, qualcuno dice, sia fallito, questa è un'altra questione e si può anche affrontare se vuole, però lei dice la risposta a questo fallimento dello Stato unito vorrebbe dire ripristinare una dignità al popolo veneto. Assolutamente sì, ma mi sembra che i numeri parlano chiaro, che ci sono stati dal 2008 ad oggi 23.000 aziende che in Veneto hanno chiuso. Non abbiamo mai visto una pressione fiscale così alta. Come lei ben sa, il Veneto è una regione virtuosa perché qui le tasse si pagano e le pagano quasi tutti, a differenza di molte altre regioni d'Italia. Non vedo perché dobbiamo restare legati a uno Stato che sta distruggendo e smantellando il nostro tessuto economico-sociale, che è fondato sulla piccola impresa. Voi siete proprio per l'indipendenza. Assolutamente indipendenza. No, ma rimanga con noi, abbiamo tempo per approfondire. Però vorrei precisare, non è contro l'Italia, servirà per rigenerare l'Italia. Noi siamo un popolo che ha una storia, ripeto, di 1100 anni. Si chiamava Repubblica Serenissima perché qui si viveva bene. Oggi mi dica lei, in Italia, in qualsiasi posto, dove una persona e dice che si vive bene, forse dentro ai palazzi romani, allora lì ancora su questo può vivere posso bene. Essere d'accordo con lei. La questione è se la risposta giusta al fatto che si viva male è l'indipendentismo, ma questa è la sua convinzione e tra poco approfondiremo. Vorrei tornare per questo però in Veneto. Favero, le chiedo questo: il Consiglio regionale del Veneto mi risulta che si è impegnato per fare un referendum, che sarà un referendum per la verità. Ecco, diciamo che più che il Consiglio ci siamo impegnati noi. Abbiamo scritto il progetto di legge 342 che poi è diventata legge 16 del Consiglio regionale del Veneto. Però le chiedo, questo ovviamente sarà un referendum così che avrà così. Non avrà alcun titolo legale, ecco. Allora, qui andrei piano, ma la discussione sarebbe un po' come in Catalogna. No, assolutamente no. Anche se è un referendum consultivo, si tratta poi di un diritto inalienabile, di un diritto naturale che è paragonabile al diritto alla vita, il diritto all'autodeterminazione. Allora io non sarei così leggero. Intanto in Catalogna, per quanto si voglia dire che è simbolico, hanno votato comunque 2.236.806 persone, e se l'80% di queste ha detto di volere l'indipendenza, mi sembra sia un grande atto politico e non è trascurabile la cosa, anche se è un sondaggio. È inutile sminuire una cosa che invece è una portata. Non è questione di sminuire, però in Scozia se avessero vinto i sì ci sarebbe stata un'effettiva indipendenza nel giro di qualche anno. In Catalogna no, lo statuto è diverso, voglio dire. Così anche in Veneto. Diciamo che lo Stato spagnolo, come l'Italia, invece dimenticano il diritto, continuano a fare leggi, sono stati ottocenteschi destinati al fallimento, che invece di apprezzare il diritto, invece di far votare il popolo,
arrogano su delle leggi vecchie, su delle leggi che mai hanno scritto persone che sono ai tutte morte, e dobbiamo continuare sempre questi vincoli. Però mi faccia capire una cosa, Favero, che poi andiamo in pubblicità e riprendiamoci, raggiungerà anche Massimo Cacciari. Quanto costerà questo referendum se si dovesse fare in Veneto? No, allora a noi hanno dato una cifra i funzionari del Veneto stimata in 14 milioni di euro, che paradossalmente lo stesso referendum che poi hanno proposto anche per l'autonomia costa 3 milioni e 950, ma purtroppo non abbiamo, a distanza di 4 mesi per una nostra legge, non abbiamo ancora visto i capitoli di spesa, e di questo dovremmo chiedere conto alla Giunta regionale del Veneto. Sembra dimenticarsi di questo, e soprattutto non abbiamo ancora capito come hanno quantificato questi 14 milioni e non viene fatta nessuna propaganda. Diciamo andiamo al ribasso, se anche fossero 10 milioni di euro, perché dobbiamo pagare 10 milioni di euro per un referendum che non ha valore legale, peraltro? Non è un po' denaro scialacquato? Ripeto, no, non è assolutamente denaro scialacquato. Se poi teniamo conto che i veneti hanno un residuo fiscale di 21 miliardi, i 10 milioni di euro sono bazzecole. Si possono usare per altre cose. E tra l'altro il referendum prevede erogazioni liberali fatte da cittadini e imprese. Allora alla comunità non costa niente, che è una donazione spontanea che si fa. Una donazione spontanea. E non sono soldi scialacquati. Poi, ripeto, se non vediamo i capitoli di spesa, può essere che il referendum, se riusciamo ad avere, ad esempio, come abbiamo proposto noi, gli scrutatori a titolo gratuito, se riusciamo ad avere degli imprenditori che si sono già proposti a stampare... Costerà molto meno. Costerà molto poco. Salutare il professor Massimo Cacciari. Buongiorno, professore. Buongiorno. Esiste quest'Italia narrata da Ermanno Olmi, non so se lei ha visto il film, ma insomma è il racconto della prima guerra mondiale, di quando i nostri nonni fecero l'Italia. Oppure è rimasto colpito anche lei a vedere che gli italiani vorrebbero tanto questo indipendentismo, questo separatismo? Al di là delle chiacchiere, delle nostalgie che hanno il senso che hanno, cioè nessuno. Il problema è che l'Italia si sta sfasciando, questo è il dramma, si sta sfasciando. Cioè la situazione di tutti i differenziali tra nord e sud stanno aumentando, la voglia di indipendentismo non fa altro che fotografare una situazione purtroppo del tutto reale, cioè che ogni politica di autentica unificazione è fallita e sta fallendo. Questo è il dramma, se vogliamo ragionare sulle cose, non sulle idee più o meno strampalate in testa a questo o quello. E la risposta quale sarebbe? Ma la risposta era il federalismo, un'autentica riforma in senso federalistico che responsabilizzasse ogni regione, che costruisse le macro regioni. Questo è tutti i veri federalisti, da sottoscritto a Miglio, eccetera, quello che ragionavano fin dall'inizio degli anni '80. La grande riforma federalistica totalmente fallita, di cui più nessuno parla, e non parlando più seriamente di questo è chiaro che ci sono tutti i nostalgici di questo mondo, tutte le chiacchiere di questo mondo, tutte le ideologie più o meno sgangherate che non hanno nulla a che fare col mondo contemporaneo, che non capiscono assolutamente nulla, che in un'epoca di globalizzazione gli staterelli, i nazionalismi non hanno alcun senso, che chi dominerà il mondo del futuro saranno i grandi imperi, i grandi spazi imperiali, e così ci sono i poveracci che chiacchierano, ma lasciamoli perdere. Cioè il vero problema è che in Italia abbiamo fallito la riforma delle riforme, quella autenticamente federalista. Il fallimento di questa riforma secondo lei produce questi movimenti che sempre più alzano la voce? Certamente sì, come in Spagna ad esempio, come in Gran Bretagna, no? Cioè dov'è che questi indipendentismi sono stati battuti tutto sommato? In Gran Bretagna. Ma perché? Ma perché la Scozia e in Gran Bretagna sono riusciti a fare un autentico federalismo. La Scozia è davvero una regione economicamente del tutto autonoma e indipendente, e sono riusciti a battere quelli del referendum. In Catalogna no, eccetera eccetera. No? Le chiedo però che effetto... Soltanto i paesi in Germania non ci sono mica indipendentisti in Germania. No, certo, perché lì hanno i land. Le chiedo che effetto le fa vedere che, almeno stando al sondaggio di Diamanti, nel suo Veneto il 53%, almeno di quelli intervistati, quindi più della metà.
sono pochi rispetto, ripeto, non è che con questo ci dia ragione agli indipendentisti, io li prendo come un sintomo, li analizzo come un sintomo, serenissime eccetera eccetera non hanno alcun senso, sono cose semplicemente ridicole nel merito, ma sono un sintomo reale, realissimo, e guai a prenderli così alla leggera perché appunto dicono puttanate. Lei dice Favero ha sentito, insomma siete un sintomo, però in fondo quello dite secondo Cacciari. Puttanate che ho sentito sono quelle proferite da Cacciari, come sempre. Perché, non la metta sul piano personale. No, ma visto che lui ha parlato di puttanate, allora rammento a Cacciari che gli stati che vivono bene sono proprio gli stati più piccoli, che hanno un prodotto interno lordo più alto degli altri e che vivono bene perché riescono anche a dare delle risposte ai cittadini. Allora la sua fantomatica visione degli imperi forse è solo nella sua fantasia. Ma la risposta federalista, secondo me, Favero, non era una risposta giusta? Ha risposto bene Cacciari. Da 20 anni sento parlare di federalismo e lui dice, è fallito. Esatto, siccome è fallito, è irriformabile. Appunto, siccome è fallito, ci sono questi rigurgiti indipendentisti, ma quella potrebbe essere la sana soluzione, ecco, la giusta soluzione. Non è assolutamente vero. Innanzitutto dobbiamo tenere conto di una cosa, come sento parlare qualcuno di autonomie. Sì. Allora, per avere l'autonomia, che tra l'altro dovremmo chiederla, cioè riconoscere la superiorità dello Stato italiano, il Parlamento italiano, questo Parlamento, dove abbiamo dentro di tutto, dovrebbe riunirsi in seduta 2 volte con maggioranza qualificata. E secondo lei uno Stato che ha bisogno anche del TFR e dei dipendenti per non fallire ormai, secondo lei regala 21 miliardi al Veneto di residuo fiscale? Ma per carità, non diciamo fesserie. L'autonomia e il federalismo sono delle fesserie. Sono fallite, non vengono applicate. Però vorrei concludere col professor Cacciari. Professore, secondo lei li stiamo sottovalutando tutti questi rigurgiti indipendentisti? Ma stiamo sottovalutando i sintomi di decadenza e di crisi strutturale di questo Paese, per cui appunto la crescita di differenziali col Sud. Il signore di Catania di prima ha ragione su un dato. Quando ci fu l'unità d'Italia, il reddito pro capite del Veneto era nettamente inferiore a quello delle regioni meridionali. E quindi non c'è dubbio alcuno che l'unità d'Italia si sia fatta in gran parte contro gli interessi di molte delle regioni meridionali, non c'è dubbio. Poi nel corso della storia i rapporti però oggettivamente si sono rovesciati e dà ragione l'indipendentista veneto quando dice appunto che il residuo fiscale delle regioni, cioè che oggi come oggi Lombardia, Veneto e in minima parte Emilia Romagna e Piemonte finanziano il Paese.